Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio fare una micro pillola sul fatto della Dagida, sul video che ho fatto l'altro giorno, sulla pillola che ho parlato l'altro giorno della Dagida salomonica, perché ho avuto dei contatti di persone che erano interessati per alcune cose a livello di non fobie ma su un aiuto per smettere di fumare o smettere di riequilibrare il peso corporeo. Però prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano di Hildegard e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico naturalmente gratuito, e se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Bene, ripicchio un po' il chiodo sulla Dagida salomonica perché alcuni mi hanno contattato appunto per sapere se può funzionare per in un certo senso essere aiutati a smettere di fumare o almeno a diminuire il fumo, oppure anche per una questione di alimentazione, di riequilibrazione alimentare, perché hanno usato il circuito per riallineare il peso, ha funzionato però solo in un periodo di stallo. Ebbene, il vostro Marietto vi deve dire di sì. La Dagida salomonica si può usare anche per aiutare le persone in un certo senso a riequilibrare o a in un certo senso smettere di fumare o allontanarsi dalle sigarette. Ma non ha solo questo scopo, può essere utilizzato anche per gente che ha problemi di labirintite, oppure che ha problemi di fobie tipo degli spazi vuoti o spazi pieni, o claustrofobia. Purtroppo può, mi spiego meglio, può succedere che ad esempio per chi ha paura dell'acqua può in un certo senso fargliela passare, però il problema cos'è? Che dopo magari diventa troppo in un certo senso non diciamo coraggioso, e può fare delle imprudenze con l'acqua, e quindi per chi cerca di usare la Dagida per togliersi questa paura dell'acqua, io glielo sconsiglio, perché l'acqua è sempre un po' una cosa un po' pericolosa. Quindi sì, si può usare la Dagida salomonica, però bisogna sempre usarla con i guanti bianchi, bisogna sempre stare attenti per le varie patologie che si vanno un po' a influenzare. Chiaramente non è un medicinale, non è una cosa che serve per guarire tramite medicina ufficiale, ma è un lavoro energetico di coercizione astrale. Praticamente si va a lavorare sull'astrale, il quale di conseguenza colpisce l'eterico e il quale colpisce questo piano materiale. Quindi questa risposta è per quelle persone che mi chiedevano se la Dagida può essere utilizzata sia per smettere di fumare, sia per riequilibrare un po' l'alimentazione, ossia per poter cominciare a non avere più paura degli spazi vuoti o labirintite. Chiaramente sono solamente alcuni casi in cui si può utilizzare. Vi ricordo che si può utilizzare anche per coercizione. Faccio un esempio: se voi avete dei nemici condominiali che vi rompono le scatole tutti i santi giorni, a questo punto si può utilizzare Dagida salomonica per tranquillizzarli un attimino. Oppure se avete, non so, dei problemi di parcheggio o dei problemi sempre con vicini o gente noiosa, la Dagida può sempre dare una mano in modo silenzioso e senza scomodare le forze dell'ordine o avvocati o quant'altro. Sicuramente è più economica, è più rapida e più veloce. Poi chiaramente la Dagida, lo ripeto, funziona anche nel settore sentimentale di cuore, perché può aiutare coppie a riunirsi, a riavvicinarsi, perché magari sono stati attaccati da altre persone che volevano o rubare o mettersi in mezzo alla coppia, e si usa anche in questo ramo qui. Quindi lo ripeto, questa pillola è per confermare quello che ho detto: la Dagida salomonica non è l'unica strada, esistono altre strade, comunque è una delle più in un certo senso sicure. Ci sono altri maghi che la usano per, non so, fare arricchire alcune persone per il semplice fatto che fanno in modo che la persona, non so,
abbia più successo in alcuni affari, e anche questo è possibile, cioè si può cercare di portare una persona che deve decidere, ad esempio, su quale offerta scegliere, si può influenzare in questo modo. Alcuni casi addirittura hanno usato Adagida per avanzamenti di carriera, cioè direttori di banche che hanno in un certo senso voluto fare la scalata, hanno usato l'opera di maghi che hanno in un certo senso aiutato tramite l'Adagida salomonica, tramite le loro operazioni magiche, la scalata di questi direttori di banche. Quindi vedete che la possibilità di usare l'Adagida è molto larga, cioè si abbraccia un raggio molto largo e può essere utilizzata in quasi tutti i campi in cui ci sono vari soggetti che possono decidere di fare una cosa o un'altra, e quindi il bravo operatore esoterico può dare un aiuto tramite queste conoscenze magiche. Bene cari amici, per il momento è questa pillola un pochettino di riassunto, diciamo, perché appunto alcune persone un po' incuriosite da questa cosa che non ho mai sentita, che si chiama Adagida di Salomone, mi hanno interpellato, mi hanno contattato via WhatsApp e mi hanno chiesto per questo. Si può usare anche l'Adagida per aiutare alcune persone in un certo senso a uscire da uno stallo economico, magari un periodo nero a livello economico che le hanno un po' imprigionate. Bene cari amici, il vostro Marietto finito, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e anche in quello di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico gratuito, e se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Cari amici, ciao!